Sto chiamando Pronto? la signora Antonietta? Chi è? Buonasera signora, è il servizio di Google. Buonasera a voi, come state? Che devo fare con questo Google? No, il Google signora, perché oggi noi abbiamo avuto delle defaillanze e ci volevamo scusare con i nostri clienti, questo è tutto. A voi si è sbloccato Google? Non lo so perché questo ne capisce mia figlia e mo non ci sta in questo momento. Figuratevi, è solamente perché noi siamo in contatto proprio con il comune, perché il comune ci ha detto che dovevamo garantire a tutti i cittadini che funzionava Google. Non lo so, mo non ci sta mia figlia e non so dirvi perché io... Ma vostra figlia... telefonino non ne capisco. No, ma dico vostra figlia lo usa in Google. Sì. Cioè, quindi lo prende Google. Allora non lo prende, che ne so mo io questo... No, voi siete la mamma, se sapete voi se vostra figlia lo piglia in Google. È una cosa da mamma e figlia. Per sapere a che ora la trovo? A che ora la trovate? Per sapere, perché devo sapere se vi piglia in Google. Google lo pigliate voi, Google, non Google. Signor Google, che avete capito? Chi ha già pigliato? No, non ti parlate buono quanto parlate. No, signora, forse avete frainteso, non mi permetterei mai. Io ho pigliato Google, cioè vostra figlia ho pigliato Google. No, potete dire voi, ma io là funziona Google, no, l'ho pigliato, chi già è pigliato? No, vabbè, ma che vuol dire? Forse avrò sbagliato il termine. Scusa. Ma perché? Scusa, ma voi sicuro non ho pigliato Google? Ma voi volete sfottere allora? No, nel senso che voi non lo usate, quindi... Ti volete sfottere? Io voglio sfottere stasera. No, signore, non mi avete capito, non mi fraintendete. Ho detto, voi sicuro non ho pigliato Google, come avete detto voi. Se ci capite buono. Non vuoi rispondere, ma vi senti giù, arrivederci. No, signora, no, mi facete pigliare collera, io voglio capire solamente... No, mi facete pigliare collera voce. Signora, ma io non mi permetterei, ma voi mi state fraintendendo. Io ho detto solamente che oggi si è bloccato Google e voi mi avete detto che voi non lo usate. Chiamatemi piuttosto. No, aspettate, no, perché ha già chiarito. Voi mi avete detto che voi non lo usate, quindi voi non pigliate Google. Ma che ne sacci che io non lo usate? telefono? Poi voi mi avete detto che se ne occupa vostra figlia. Lui ha detto semplicemente, ma allora è vostra figlia che piglia Google. E voi mi avete detto, come vi permettete sbagliate a parlare? Cacciate ma... O piglia Google. Guardate, non lo so, chiamate quando sta mia figlia. Ma non mi è mai capitato, manco mezza volta a voi lo usate. Non la uso, ma che buona! Ma quindi non l'avete mai pigliato in Google? E se stanno cazzo, capito? Ma che mi Signora! Secondo che sei? No! Signora, ma voi... Ma voi state buoni stasera, ma tu ti sfottere. Signora, ma immagini che solo si può pigliare Google. Io faccio sta così, ma sono un po' telefono, io faccio vedere e sfottere questione. Ma quindi non lo prendete Google? Non vuoi rispondere più a Gerito? Vabbè, oggi si era bloccato, volevamo solamente dire che il servizio è ripristinato. Se volete parlare, chiamate e parlate con mia figlia. Allora, signor, mo ho pigliato o non ho pigliato Google? Voi, vostra figlia, piglia Google, perché tutta la gente può pigliare Google a casa vostra, si può pigliare Google, può pigliare un'altra volta. Beh, buono, e che se volevo dire, ha detto qualcosa di sbagliato? No, e poi Gerito, Google. Ma perché voi dici che non pigliare Google? Io non voglio pigliare Google, perché ci viene già Google, ci fa dire, ma se mi dite che voi non pigliate Google, ma che parla a fare con voi tutto questo tempo? Io non sto dicendo, il primo momento che io telefono non sto ciuto, ma come mai? E allora me la tarisce chiaramente, io non lo piglio Google. No, ma tarisce, io non piglio Google. Arrivederci. Arrivederci, signore, è stato buono. Ragazzi, fatemi l'applauso, me lo merito, voglio l'applauso.